Benvenuti ad una nuova avventura. Benvenuti all'Alta Via 1 dei Colli Euganei. Giorno 2. Nella precedente puntata arrivavo stanco ma soddisfatto a Faedo, dove mi accampavo per la notte. La nostra avventura riprende da qui. Buongiorno raggio di sole. E buongiorno pioggia. Beh, che dire, giorno bagnato, giorno fortunato. Iniziamo così. Un po' di pioggia. Ma non mi faccia scoraggiare e, forte di una corroborante colazione, mi accingo col sorriso ad affrontare le intemperie. Oh sole mio, dentro tra te. La giornata inizia benissimo. Recuperato il gruppo, riprendiamo il cammino, che, dato il fango, si mostra subito un po' insidioso. Ormai quel che fatto è fatto. Quel che è rotto è rotto. Non è rotto niente, non può fare. Nessuno. Non ancora. Aspettiamo. Poi, fra una battuta e l'altra, una tenue nebbia ci guida di nuovo tra vigneti e boschi fioriti, con un velo di malinconia. Ma l'avventura non si smentisce mai, così ecco che ci mostra passaggi arditi a cui prestare attenzione, per poi premiarci con una meritata e gustosa pausa, prima di visitare la famosa ed incantevole cascata Schivanoia. Qui il suono intenso e rilassante culla i nostri pensieri e le nostre fatiche, mentre gustiamo un pranzo veloce con vista. Ricaricati, riprendiamo il cammino, fuggendo da minacciose perturbazioni lungo estenuanti salite. Devo ammettere, Alta Via numero 1 croccantella. Ci sta mettendo un po' alla prova, ma noi siamo più forti. Let's go! Così, con rinnovato spirito, visitiamo la chiesa di Sant'Antonio, il parco avventura alle Fiorine e finalmente una fresca pausa per dissetarci. Il viaggio continua, ma si intravedono già i primi segni di civiltà. La meta è ormai vicina e da qui è tutta discesa, letteralmente. Dopo poche ore chiudiamo finalmente il nostro giro d'anello, ritornando nei pressi di Teolo, dove tutto è iniziato e dove tutto ha fine, con un bel brindisi, che a chiusura dell'avventura non può di certo mancare. Si conclude così la nostra Alta Via dei Colli Euganei, fra risate e ricordi indelebili, mentre sulla strada del ritorno mi domando già dove mi porterà il vento. Ma questa è un'altra storia che ti racconto nel prossimo video, se vorrai seguirmi.